Nella collisione che ho avuto, mi sono rotto il menisco del ginocchio sinistro. Cammina aiutandosi con le stampelle. Eddie Dal Rovere, controllore per la Mom, che ieri pomeriggio è stato aggredito e preso a calci e pugni assieme ad un collega da una banda di ragazzini tra i 16 e i 18 anni già noti alle forze dell'ordine. È accaduto alla fermata dell'autostazione di Montebelluna. Nel giro di 5 minuti siamo stati circondati da altri 7, 8 dei compagni di loro, insomma, che sono usciti dalla stazione dei treni e lì abbiamo preso veramente paura. Pensavamo che saltasse fuori qualche coltello. Sono stati attimi di terrore. Tutto è iniziato sopra il pullman quando il conducente si è accorto che due soggetti, 41 e 17 anni, non avevano il biglietto. È iniziata così una violenta discussione fino a quando Eddie ha chiesto ai due i documenti. Quando ero a terra che stavo facendo il verbale, e lui mi ha attaccato direttamente, mi è saltato addosso direttamente nelle tasche per recuperare i documenti, e da lì è nata la colluttazione e siamo finiti a terra. Lui mi ha sferrato pugni e calci. In poco tempo ai due si sono aggiunti altri quattro ragazzini, amici del 17enne. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri, che sono giunti sul posto con alcune pattuglie. Gli aggressori intanto si sono dati alla fuga, ma per poco i militari dell'Arma della compagnia di Montebelluna, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze di chi ha assistito impotente a questa aggressione, hanno identificato la banda. Loro praticamente, secondo me, non è tanto il biglietto in se stesso o il verbale in se stesso, loro proprio hanno voglia di fare rissa. Non è il primo caso, spiega il presidente della MOM Giacomo Colladon, e ora abbiamo preso una decisione. Noi stiamo cercando di prevenire, stiamo dotando i verificatori di webcam, che secondo noi è un deterrente perché registra ovviamente la situazione. Si tratta di persone che non vogliono rispettare le regole. Vanno perseguite anche oltre che redarguite. Amareggiato e sotto shock, Eddie ci dice: Io è 22 anni che sono in questa azienda, prima con la vecchia azienda, adesso con quella nuova, e ho sempre operato con loro, ho fatto il verificatore gran parte della mia vita qui in azienda, ed è la prima volta che me la sono vista brutta così.